stato contemplativo, lui è stato uomo di riconciliazione, perché si è lasciato amare da Dio e lo ha profondamente amato. Ed è così che Giustino è diventato l'uomo della pace, della verità e della dignità e della fedeltà. Che la parola di Gesù, questo invito ad amarci come lui ci ha dato, a rimanere nel suo amore. E Giustino questo l'ha testimoniato attraverso il grande segno che l'amore di Dio suscita in noi, la gioia. Vedete, la gioia non è un lusso per pochi, quella può essere la gioia esteriore, lo stordimento, l'evasione, la fuga. La gioia vera, quella che cambia il cuore e la vita, è questa esperienza profonda del sentirci custoditi e amati da Dio, di non essere cioè creature gettate verso la morte, ma di essere pellegrini nella città celeste, avvolti e custoditi dall'amore di Dio, un amore che cambia il mondo. Gesù ce lo detto: rimanete nel mio amore, come io rimango nell'amore del Padre. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Siamo allora discepoli di Gesù? Sì. Siamo allora testimoni di questa gioia, che, ripeto, non è l'esteriore allegria delle cose che passano, del consumo che produce, ma è il senso di profonda appartenenza, e cioè a un amore che vince il mondo e che vincerà per sempre nella patria del cielo dove Dio sarà tutto in tutti. Ecco allora questo triplice bellissimo messaggio che la parola di Dio ci consegna e che San Giustino ha vissuto nella sua carne e nella sua vita. Il primato della preghiera come sorgente di forza, verità e pace. L'opera della riconciliazione, essere sempre uomini che tessono dati di pace, come diceva Caterina da Siena, che uniscono, non dividono, e finalmente essere capaci di servire gli altri nella gioia, la gioia di sentirci amati da Dio e di sapere che il suo amore basta al nostro cuore ed è l'unico tesoro che nessuno potrà toglierci se lo avremo accolto con umiltà e fede e custodito con fedeltà, pazienza, perseveranza e pace. Ti preghiamo, Padre Santo, per l'intercessione di San Giustino, egli che ha cercato il tuo volto con desiderio puro ed assoluto, egli che ha saputo vivere nella solitudine con te fin dalla giovane età dell'ormai. San Giustino, patrono di questo nostro cuore, testimone di Dio e della carità che vince il mondo, prega per noi. Amen. Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori, segni viventi del Cristo, guida e maestro dell'umanità. Chiediamo a Lui di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nella via. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, perché ricevano in loro la franchezza evangelica e portino agli uomini e alle donne del nostro tempo il lieto annunzio del Vangelo. Preghiamo. Le sorelle del popolo di Dio, perché vedano aumentare sotto l'azione dello Spirito il senso dell'appartenenza ecclesiale
sorelle e fratelli, pregate perché questo sacrificio che ci nutre nel nostro pellegrinaggio verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le offerte del tuo popolo che ti presentiamo nella festa di San Giustino e concedici di sperimentare il sostegno del suo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi vogliamo oggi esaltarti nel ricordo del nostro Santo Vescovo Giustino, che per i suoi meriti rendesti glorioso, pastore attento, rifulse alla tua Chiesa, quale provvida luce nella notte oscura del mondo, e animato da un grande amore, fu per il gregge a lui affidato specchio di vita e modello di ogni giustizia. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Limpiamo. Poi domani viene la massaggiatrice. Che se vengono con la infatti non passi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, la processione che stiamo per celebrare in onore di San Giustino, nostro patrono, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Proponendoci il modello dei santi, la Chiesa ci invita a imitare coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e morte e sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano e soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione, fanno i membri della Chiesa pellegrina del mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Invocando l'intercessione di San Giustino, iniziamo il nostro cammino per esprimere così il nostro pellegrinaggio verso Dio. Ma io ho detto no, non ci stavo processando, dove sono saputi che stavo la messa, sono stata la messa. E mo sta uscendo la processione. Ok.
preghiamo per la società civile, in particolare per questa nostra città, perché fedele alla tradizione cristiana custodisca i valori che fondano la sua civiltà. Preghiamo insieme e diciamo: venga il cuore, Signore. Diceva Valentina in mezzo, c'è una foto rossa. Nostro Padre, ascoltaci. Dio della debolezza, conforto nel pianto, per tutti coloro che sono nella prova e nella sofferenza. Preghiamo insieme e diciamo: vieni in nostro aiuto, o Signore. Vieni in nostro aiuto, o Signore. O Padre, guarda tuo Figlio che ha preso su di sé la nostra sofferenza e dona a tutti coloro che sono nel dolore la guarigione e la capacità di portare con lui la croce della propria malattia. Noi ti preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. O Padre, che in Gesù, buon samaritano, ci hai dato un modello di amore verso i sofferenti, ma che sappiamo fermarci accanto a coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito e farcene carico con amore, noi ti preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. O Padre, sostieni coloro che lavorano per i malati e chiunque in diversi modi si presta per alleviarne le sofferenze. Fa che compiano il loro servizio con l'amore che viene da te. Noi ti preghiamo. San Giustino, vero amico dei tuoi fratelli. San Giustino, modello sempre attuale. San Giustino, splendente fra le schiere dei santi. O glorioso San Giustino.
Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, a conclusione di questa processione, con la quale abbiamo dato testimonianza della nostra fede e anche della nostra devozione al Santo Patrono Giustino, permettete che a nome di tutti io chieda al Signore 3 cose alle quali ho pensato pregando durante il cammino. La prima è che Chieti sia sempre una città accogliente e solidale, una città dove nessuno si sente escluso, emarginato o lo sia di fatto. Chiediamo al Signore di poter crescere tutti nello spirito dell'accoglienza, della solidarietà. In questo senso per me è una grande gioia la presenza della comunità Papa Giovanni, negli edifici dove erano un tempo di Sole Orsoline, e l'accoglienza di tanti ospiti, persone che hanno bisogno e che trovano un'accoglienza piena, solidale. Auguriamoci di fare qualcosa del genere anche nella Mater Populi, specialmente per le studentesse bisognose, perché anche quella è una sfida alla quale dobbiamo rispondere. Dunque Chieti, città accogliente e solidale. Secondo, Chieti, città della formazione. Noi abbiamo qui un'università, penso soltanto a questo, ma si potrebbe pensare a tutte le scuole, un'università che nel suo insieme ha circa 35.000 studenti, di cui una gran parte nel campus qui a Chieti, con 12 corsi di studio, 13 qui a Chieti. E dunque c'è una popolazione studentesca molto ampia e Chieti deve essere città della formazione. Sentiamo questo come una presenza che ci sfida, un valore, e cerchiamo anche di aiutare questi giovani a sentirsi sostenuti dalla nostra vita, dalla nostra quotidianità, dal nostro impegno. E infine Chieti, città della fede. È la prima cosa. Nella storia Chieti ha mantenuto sempre la sua fedeltà alla Chiesa di Roma, al Papa, e questo è il nostro impegno come testimonianza per tante altre comunità civili che si trovano sul nostro territorio. In modo speciale sono contento che a settembre avremo la nazionale mista, cattolico-ortodossa, quella che sta portando avanti il dialogo ufficiale per l'unità fra le due chiese. Il sabato 17 settembre avremo qui in cattedrale la celebrazione cattolica con i cardinali vescovi presenti nella commissione, ma con la presenza di tutti i patriarchi metropoliti delle 16 autocefalie ortodosse. Dopo l'incontro fra il Papa e Kirill a Cuba, questo incontro della commissione mista assume un valore particolare di crescita nel cammino dell'unità. Abbiamo bisogno della preghiera di tutti e in modo particolare in quel giorno vorremmo dare un segno di accoglienza significativa e bella. Dunque Chieti, città solidale, Chieti, città dell'educazione, della formazione, Chieti, città della fede. Prego per tutti voi, per le vostre famiglie, specialmente quelle in difficoltà, specialmente quelle che vivono la prova e la sofferenza della mancanza di lavoro. E su tutti voi invoco la benedizione di Dio per intercessione del nostro San Giustino. Padre Santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua bontà hai colmato San Giustino, nostro patrono, dei doni del tuo Spirito, esaltandolo in mezzo al tuo popolo come modello di vita cristiana. Per sua intercessione ti chiediamo di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità. Concedi al tuo popolo salute del corpo e consolazione dello spirito, difesa nei pericoli e sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore e serenità nella famiglia, pace e concordia nella comunità. L'azione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo riscenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri a tutti, la Madonna ci accompagni tutti. Ciao, auguri.